Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Sì, l'audio arriva, anzi mi sa che è pure doppio. Facciamo una cosa, leviamo questo, se no arriva doppio. Oh, adesso dovrebbe essere perfetto. Ok? Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le ore 10:55 di questo mercoledì 20 marzo 2024. Buongiorno, questa live è la seconda parte dell'unboosting di alcuni vinili, di una collezione di vinili che mi è stata regalata dal mio grande amico Massimiliano, ok? Che ringrazio come sempre, saluto lui e tutta la sua famiglia. Grazie mille di questo pensiero. E oggi andremo a vedere, vedete, ci sono ancora due buste e ho preparato qui un altro drona diverso da quello dell'altra volta, un altro drona che è la scatola che va dentro i Kallax di Ikea, ok? Anzi, questo qua lo prendo invece che metterlo qui, anzi vediamo un po' se sta qui, magari poi non so se ci arrivo bene a mettere i vinili lì dentro, adesso vedremo. Allora, come ho detto, diciamo, durante il weekend mi sono sentito con Max, con questo mio amico, che mi ha detto che aveva questa collezione di vinili da regalarmi, e allora io me la sono andata a prendere. Abbiamo già visto parecchi vinili di una prima busta e adesso andiamo a vedere quelli di questa busta qui, ok? Senza dilungarmi oltre, io direi di cominciare subito ad andare a vedere che vinili troveremo qui e che cosa ci sarà da dire su di essi. Allora, ecco qui Wea Maxi Single. Già nell'altro video ho specificato a cosa si riferisce la dicitura Maxi Single. Sono dei, diciamo, dei dischi che contengono un paio di tracce al lato A e un paio di tracce al lato B, raramente tre tracce su un lato e due sull'altro, che sono remixate o anche versioni diverse dello stesso brano, per esempio versioni strumentali. Non potevano essere distribuite su 45 giri, quello piccolo, quello da 7 pollici, e quindi anche per i DJ, per comodità dei DJ, veniva distribuito sul formato grande a 12 pollici. Ready Now, Rod Stewart, vedete? Questo si riconosce dal centrino perché la copertina si dice che è una copertina generica della casa di distribuzione, e quindi diciamo il contenuto si riconosce dal fatto che il centrino è trasparente. Vediamo all'altro lato, proviamo a girarlo, ok? Vediamo da quest'altro lato. Baby Jane di Rod Stewart, ok, e quindi questo lo si può mettere qui, perfetto. Allora, poi Come Into My Life, Ben Fegali. Allora, vediamo un po', questo vinile è stato inserito qui erroneamente, vediamo se effettivamente c'è questo dentro. Sì, però si è un po' tutta rovinata la inner sleeve, ma come vi ho fatto vedere io di inner sleeve ce ne ho anche nuove, adesso la sistemiamo e la sistemiamo qui dentro, ok? Oh, quello di prima non aveva la dicitura a cui ci siamo abituati nella volta scorsa. Buongiorno Michele, buongiorno, benvenuto. La dicitura copia omaggio, eccoci qua. Quindi questo è, dovrebbe essere questo un altro, sì, questo è un, dovrebbe essere un maxi single anche questo, sì. Tra l'altro vedete c'è la sax version,
quindi c'è sia la versione normale che la sax version, ok? Quindi andiamo avanti. Questi sono i Maxi 45. Allora, anche questo è un Maxi 45, vedete? Welcome to Rimini. Questo è il lato A, ovviamente, vedete il timbrino SIAE. Allora, la SIAE, parliamo un po' di questo timbrino SIAE, di questo timbrino che alcune cassette originali avevano il timbrino. Prendiamo per esempio un'audiocassetta. Allora, in questo caso dei Genesis la SIAE aveva l'adesivo. Molto spesso invece troviamo il timbrino. Aspettate che mi sembra che qua ci sia il timbro. Ecco, vedete? Questa è un'audiocassetta e qua c'è il timbro della SIAE. Non riesce a mettere a fuoco? Eppure dovrebbe. Anche da molto vicino, aspettate, ecco, vedete, questo c'è il timbrino della SIAE, che si può leggere se lo metto anche così, vedete? Ed anche i vinili potevano avere sia l'adesivo che il timbrino, ok? Molto spesso i dischi mix non venivano incelofanati e venivano venduti già aperti così, ok? Spesso senza neanche l'inner sleeve, ok? Quindi il timbrino era d'obbligo, perché le copertine, come vedete, questa è una copertina generica nera, qua c'è, questo è un adesivo attaccato qui, ok? Quindi diciamo le copertine erano generiche e quindi si usavano i timbri direttamente sul centrino del vinile. Io vi ricordo che prima era tutto contato, la SIAE contava quanti timbri metteva su ogni vinile, venivano contati anche gli adesivi che venivano apposti sui vinili, sulle cassette, sui CD anche, sui CD venivano spesso, li troviamo sulla copertina, che va rotto diciamo, l'adesivo SIAE qualche volta per aprire poi la scatoletta che contiene il CD. Quindi era tutto contato proprio poi per sapere effettivamente quante copie venivano vendute di un bene, quindi di un disco, di una cassetta o di un CD, per poi ovviamente far pagare i diritti. Ovviamente c'era tutto, diciamo, un giro di soldi che poi si traduceva anche nelle classifiche che venivano fatte per vedere quante copie e per fare anche delle classifiche settimanali, giornaliere. Storie di periferia. Questo mi sembra che sia Gatfold, sì, vedete? Quando sono così che si aprono ve li faccio vedere, guardate. E questo è Storie di periferia, singolo vinile, quindi abbiamo visto che si apre, diciamo, Gatfold, diciamo, si apre in due. Questo però contiene un solo disco, che è questo qui, e basta, ok? Quindi andiamo a vedere, andiamo avanti. Final Selection Orchestra, Sky High e Night More Night. Questo tra l'altro è emblematico, questo degli anni 80, questa immagine. E niente, praticamente questo è un altro disco mix, vedete, un brano al lato A, un brano al lato B. Tammy Lee e Final Selection Orchestra, Sky High, Night More Night. Bellissime queste copertine comunque, Luke, ciao Luke, io devo recuperare un paio di tue live e sicuramente un video che tu hai pubblicato. So che non sei stato bene la settimana scorsa. L'auto bianchi Y10, vedi? Qualcosa mi ricordo ancora pure io, Sto facendo un po' vedere i vinili e quindi questo è degli anni 80, Questo è prettamente proprio pieni anni 80, Luke. Mi fa piacere che ci sei qui. Io
lunedì ho fatto la live la mattina, poi nel pomeriggio mi sono dovuto andare a fare un piccolo lavoro ai denti, però io con i denti sono sfortunato, non l'hanno potuto finire e quindi mi ha fatto male i denti, pure ieri non ho potuto fare questa live che sto facendo oggi, era schedulata per ieri, diciamo che pure lunedì sono stato veramente poco bene, so che hai fatto la live e quindi l'andrò a vedere. Andate a seguire Luke74 Channel perché è un bellissimo canale, sono bellissimi i video che pubblica, ma ancora più belle sono le sue live, dove lui fa un po' da presentatore e dove invita diversi personaggi, diciamo, tra l'altro non solo dell'ambiente retro videoludico, se così possiamo dire, retro computing e retro gaming. Diciamo che spesso ci sono personaggi che hanno a che fare anche per esempio solo con l'elettronica, che magari con, con diciamo, i retro games non ci fanno tanto, insomma, perché magari la loro visuale è ancora più alta del semplice settore retro gaming e retro computing. L'ombrosciatalgia, ovvero il colpo della strega che purtroppo anche io sono del 74, a breve qui si toccherà un altro anno con lo zero. Che bisogna fare? Il tempo passa per tutti, pure per noi. Guardate questo di vinile, va, ve lo avvicino. Il tuffatore di Flavio Giurato. Andiamo a vedere un po' dentro. Oh, CGD. Quanti erano belli sti dischi, ragazzi. Io adesso me li sento ancora col mio SL 1210 M5G, ma c'ho anche tanti altri giradischi. Ce n'ho uno proprio qui adesso della Telefunken. CGD, vedete, distributore dischi CGD 20.318, il numero di catalogo di questo disco, se lo volete andare a cercare su siti come Discogs. Andiamo avanti. Windsurf, oh, questo è Edoardo Vianello, quello dei Vatussi. Anche questo Windsurf abbronzatissima, guarda come dondolo, questi sono tutti i successi, i suoi successi. Ciao 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 80, siamo due squimesi, abbronzatissima, il capello, oh mio signore, Tremarella, il peperone, guarda come dondolo, pinne, fucile d'occhiali, Alligalli 80, Alligalli in 10, i Vatussi. Questi sono tutti dischi ballabili. Prendiamo in affitto una barca e cantare. Guardate che è un bellissimo album questo mi manca, bellissimo. Windsurf di Edoardo Vianello, bello. Io i brani ce li ho perché ho la collezione degli anni 60 selezionata dal grandissimo Claudio Cecchetto, e lì c'erano parecchi di questi brani, però questo disco mi mancava perché lì ci sono i brani degli anni 60, un po' di tutti, e questi più famosi, magari 4-5 di questi c'erano su quella compilation, ci sono, però certo avere quel disco lì è un'altra storia. Oh, andiamo a Leone di Lernia, Leone di Lernia, te si mangiate la banana con 2 salsicce e o parmigiana. Questo è il grande Leone di Lernia e la sua New Rock Band. Leone di Lernia, vediamo che c'è. La pugliata, donna e l'età, vieni fuori, la stitichezza, ti dico vai, non si fila un'altra volta. Questo è il grandissimo Leone di Lernia, che divenne anche famoso negli anni 90. Questo mi pare che è precedente quest'album, infatti è del 79. Divenne famosissimo negli anni 90 perché con la base delle canzoni dance ci ha rifatto le parole sopra in italiano un po' da ridere. Ok? Enzo Compagnone, conflitto.
Guardate che belle che sono queste copertine, ci ricordano parecchio gli anni 80, eh. Questo è praticamente proprio pieni anni 80, sicuramente se vado a vedere una data, qua non la leggo una data. Comunque un LP sarà sicuramente degli anni 80 questo, non me lo ricordo, perché non li conosco tutti, poi piano piano. Doppelganger Communication Breakdown. Questo anche è un Maxi 45, è un disco mix only for DJ, non è vero, non erano solo per DJ, perché i dischi mix, se andavate da Remix, da Goody Music, non è che dovevate far vedere una tesserina che voi eravate DJ, assolutamente, vi venivano vendute tranquillamente. Andiamo a leggere: campione gratuito, vedete come nell'altra live, anche qui cominciamo a vedere quali sono quelli che erano campioni gratuiti. Vediamo un po' se così si legge meglio. Certo, campione gratuito, vedete? Vi ridico brevemente: i campioni gratuiti erano quelli che venivano dati soprattutto alle radio e alle discoteche, ma anche ai negozi di dischi, per far conoscere diciamo, un nuovo artista, un brano o anche un LP. Potevano essere, abbiamo visto, campioni gratuiti anche di LP, magari una decina per ogni negozio di dischi, anche 5, dipendeva quanto era grande il negozio di dischi e quanto smercio c'aveva, e il negozio di dischi li dava, diciamo, o a chi arrivava e li trovava o ai clienti più affezionati, potevano usufruire di questo campione gratuito, ma la maggior parte venivano dati alle radio, alle discoteche, per appunto promuovere un brano. Ok? Questa è la salsa. Vedete che è seminuovo questo disco, eh? C'è ancora il cellophane, ma non è imballato perché è aperto. Abbiamo visto che ho trovato anche due dischi imballati. Ecco, questa è la lista dei brani contenuti in questo album. Questo è un LP 33 giri. Ok? E noi andiamo avanti. Fausto Love Story. Questo anche c'è ancora il cellophane intorno. E questo anche è no, sono tre brani al lato A e tre brani al lato B, quindi si può considerare, diciamo, un LP, un long playing. Love Story di Faust O. Andiamo avanti, andiamo avanti. Firefly Double Personality Firefly, collezione del mio amico Massimiliano, che mi ha regalato, e che a me fa molto piacere, perché i vinili per me sono qualcosa di magico, qualcosa di unico, non vanno mai buttati i vinili, anche perché io ne ho ascoltati già da quell'altra, presi da quell'altra busta che abbiamo già aperto insieme e visto insieme. Ne ho ascoltati 4 o 5, si sentono come se fossero nuovi. Guardate anche questo, che bello. Questo è, eccolo, ve lo faccio vedere. E diciamo anche questo campione gratuito, se ci metto la mano si legge meglio. Campione gratuito. Ok? Il titolo dell'album dovrebbe essere questo, Meglio Soul, e questo è il nome dell'artista, Enzo Avitabile. Meglio Soul. Ok? Andiamo avanti, come vedete c'è un po' di tutto, Disco Cross numero 2. Oh, vedete, questa è un'altra copertina generica. C'è ovviamente qui scritto la pubblicità Beep Studio Roma 00195. Questo è Disco Cross numero 2. Non so se riesce a mettere a fuoco, sì, e poi va fuori fuoco. Mette a fuoco e poi va fuori fuoco. Questo è ovviamente il problema mio e Windows 7, che non lo voglio lasciare per non reinstallare tutto. Ecco, Disco Cross numero 2. Questa è una compilation
Ok, molto molto bella questa compilation. Sono tutti brani mixati tra loro, allora andiamo avanti. Self Control di Laura Branigan. Sin Partners. Vedete, allora questo è sempre un maxi single, ok? E qui c'è un brano al lato A, come vedete, e un brano al lato B. Ok? Gira ovviamente a 45 giri, c'è scritto. E quindi questo è un disco mix che vengono utilizzati dai DJ più comodamente rispetto ai 45 giri. Allora, discoteca di piccoli, serie di canzoncine di successo volume 5 dedicato a Sei forte papà. Qua c'è Sei forte papà, Corsaro Nero, La Teresina, Mamma tutto, Che pasticcio la grammatica, Il karate, Johnny Bassotto, Virgola di Bruno Lauzi, La canzone della luna, Le avventure di Maria Rosa, Tom Tirillin Tom, La ballata degli elefanti. E poi c'è pure Sei forte papà, ovviamente. Eccolo qui. Questi sono quelle compilation che uscivano, che erano dedicati ai più piccini. Ne hanno vendute parecchie di queste qua. Vedete? Penny. Penny era anche chiamato il mangiadischi portatile, quello di tutti i colori, si vendeva, c'è verde, c'è rosso, andava a batterie o anche a corrente e si poteva portare in giro con i 45 giri. Allora, questo disco tozzo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, quindi questo è un LP. Ed è una compilation. Il disco tozzo, su che etichetta? Eccola qua l'etichetta. Vedete che ce n'erano proprio tante di etichette, ma proprio tantissime. Experience. Su etichetta Experience. E andiamo avanti. Oh, un'altra copia uguale. Disco tozzo. Identica. Mi sa che è proprio spiccicata, sì, è proprio la stessa. È proprio la stessa. Vedete? Sono proprio due copie identiche, tutte e due aperte, disco tozzo, guardate. Tra l'altro, ecco, basta vedere se riesco a farvi mettere a fuoco il numero di catalogo, vabbè, non lo mette a fuoco, comunque LP001. Ok, quindi queste le mettiamo qua. Andiamo avanti. Dance Parade, questi andavano proprio come vi ho raccontato già l'altra volta, andavano per la maggiore quando bisognava fare le feste in casa, spostando i mobili e facendo spazio nel salone per poter ballare. Eccolo lì che queste compilation la facevano da padrone. Qui addirittura c'è Billie Jean di Michael Jackson, c'è Love is in the Air di Vanda Young, Superstition, Face to Face, Heart to Heart, Jeopardy, We Don't Talk Anymore, bellissime, tutte bellissime queste qui. Everybody's Talking, belle, belle. Queste compilation, adesso non so se riesce a mettere a fuoco tutta la lista dei brani, così magari uno li vede. E niente, su un televisore io sto registrando e trasmettendo in HD a 720 perché di più il PC non ce la fa, però spero che si legga. Sammy Barbeau LP, che belle ste copertine, guardate, ma questa tutta a quadretti, carino proprio, fatto tutto a quadretti e diciamo di dietro si intravede la foto. Bella, bella l'idea anche di come è stata realizzata questa copertina. Mamma mia, molto molto belle queste copertine. A me piacciono tantissimo le copertine, quindi figuriamoci. Allora, gli alunni del sole addirittura c'è solo l'inner sleeve.
Questo è Alunni del Sole. Quando si è soli come me. Allora, vediamo un po' perché non riesco a capire se l'LP è questo. LP 31368, sì, è questo qua, Gli Alunni del Sole. Ok. Vabbè, questo è l'inner sleeve, ora vediamo se troviamo pure la copertina esterna. Alunni del Sole. Alunni del Sole abbiamo detto quando si è soli come me. Questo è un LP degli Alunni del Sole e qui ci sono le parole di tutti i brani. Lo poggiamo qui perché magari esce la copertina. Oh, questo è un bel singolo, Nick Cayman, quello che ha fatto pure Loving You is Sweeter Than Ever, e questo è Each Time You Break My Heart. Se ve lo ricordate, ciao Andrea, Nick Cayman ha lavorato anche con Madonna, Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Bellissimo, vedete? Qua ci sta la dance mix e l'extended mix, quindi sono due versioni molto importanti di questo brano che venivano poi adoperate in discoteca. Ok? In discoteca raramente si utilizzavano le radio version da 3 minuti, anzi si usavano queste, soprattutto l'extended version, perché avevano un punto del brano dove era consigliato mixare con il disco successivo, ok? Dove magari c'era solo una base musicale senza la voce del cantante e quindi quel punto si prestava di più a essere miscelato con un brano successivo, ok? Vanadium. A Race with the Devil, la corsa col diavolo, una corsa col diavolo. Vanadium, questo è un LP, l'in sleeve, molto bella pure l'in sleeve, guardate. Le in sleeve anche erano curate perché nella maggior parte dei casi, quasi sempre c'erano le parole di tutte le canzoni. Ok, quindi attenzione che le inner sleeve non andavano buttate e non servivano solo per proteggere ulteriormente il vinile, ma servivano anche per avere anche tutte le parole dei brani contenuti in quel vinile, in quell'LP. Oh, questo è Amedeo Minghi, campione gratuito, vedete? E qua si legge meglio? Sì. Campione gratuito, vedete? Campione gratuito. Oh, questo è Amedeo Minghi 1950 e questo è... No, questo è un album proprio, bello. Bello, 1950. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brani di Amedeo Minghi. Ed eccoli qua, sono elencati qui. 1950, Amedeo Minghi. Questo non ce l'avevo. Bello, bello, questo fa parte oramai della mia collezione. Andiamo avanti. Ecco. Omaggio vietata alla vendita. Omaggio vietata alla vendita. Ok, questo è bellissime. Cristiano Malgioglio. Guardate un po' quanto era giovane. Io Malgioglio l'ho incontrato a un bar, in un bar a Via Merulana l'anno scorso, mi pare. Bellissime, un LP di Cristiano Malgioglio. È entrato a prendersi un caffè così in uno dei bar di Via Merulana. Allora andiamo avanti. Patrice Rushen, Watch Out. Patrice Rushen, Watch Out.
Guardate, bello, bellissimo anche questo disco. Vedete, tutto lavorato sul bianco e nero. Bello, anche questa idea di utilizzare il bianco e nero per una copertina, secondo me è valida, perché spesso anche una fotografia rende molto in bianco e nero. Anche qui, come vi ho detto, vedete, ci sono i testi delle canzoni, sia di qua che di qua, nell'inner sleeve. Vedete tutti i testi, sia di qua che di qua. I testi del lato A e del lato B. Ok, quindi la mettiamo qua anche questa, andiamo avanti. Los Paraguayos, Viva el Amor, e questo è un album. Vedete che questi sono i brani del lato B, questi sono i brani del lato A. Eccoci. E questa sarà tutta musica ballabile, musica spagnola. Pier Giorgio Farina, un violino per sognare, un violino per sognare. Pier Giorgio Farina, un violino per sognare. Bellissimo questo. Allora, tra l'altro a me piace tantissimo il suono del violino. Mia figlia per 3 anni alle medie ha studiato violino, ovviamente non è che è arrivata a livelli alti. E io seguo sempre Carolina Prosenco, che la seguo da quando era una bambina piccola, perché ha più o meno l'età di mia figlia. Carolina Prosenco, anzi, se vi capita cercatela su YouTube, Carolina Prosenco, Violin. Oltre ad avere una bellissima voce, adesso che è cresciuta, che ha 15 anni mi sembra, ma quando suonava il violino in mano a una bambina così piccola, sentir suonare così bene un violino era magia, e quindi io l'ho seguita parecchio. Carolina Prosenco adesso ancora suona il violino, si è trasferita in America, quindi. Tony Esposito, il grande esploratore. Tony Esposito ha lavorato anche con Tullio De Piscopo. Tony Esposito, Kalimba de Luna. Lui specializzato in percussioni, grande Tony Esposito. Bellissimo anche questa copertina, vedete, molto particolare questa copertina, di questo colore che la mia telecamera, oddio, lo rende abbastanza. Se lo vedete, questo giallino un po' molto chiaro, questo è un giallino molto anni 80, molto anni 80 così. It's Christmas, ecco, questa sarà una compilation di brani di Natale. Ci stanno pure i Queen, Roy Wood, Paul McCartney. Questa è una compilation di brani di Natale. Andiamo a vedere. Thank God it's Christmas. Here is Christmas. December will be magic again. Wonderful Christmas time. Lonely this Christmas. Vedi che bello, queste me le voglio sentire tutte. The Christmas Song. Winter Wonderland, White Christmas, Silent Night. Bellissimi, bellissimi brani, ve li faccio vedere, stanno tutti riassunti qui dietro. Non so se magari riusciamo a mettere a fuoco. Prima questo è il lato A e poi questo è il lato B. Veramente una bella compilation questa. It's Christmas, tutti i brani di Natale, grandissimi gruppi, vabbè, spiccano i Queen e Paul McCartney. Allora, Dance the Best. Oh, c'è da dire anche su questa copertina, guardate, questo è Tir, che sono i grandi camion, però qua ci sono i V-meter che stavano sugli amplificatori degli anni 80 e sui finali anche, soprattutto sui finali. Quindi al posto del vetro qui di questo tir, che sembra un camion, ci hanno messo i V-meter di un finale. In questo caso si vede che è un finale, vedete, New Class A. Tra l'altro sembra un Pioneer, perché questa scritta New Class A ce l'ho anche io sul mio amplificatore della Pioneer, scritta proprio così, New Class A.
vedete, quindi, cioè Technics, no Pioneer, ho sbagliato, sorry, Technics, Thank God It's Christmas dei Queen, esatto. Allora, qui ci sono diversi brani, vediamo un po', no, perché poi se mi avvicino l'hanno messe così, quindi Dance the Best at Much More, Much More, Tir, questa è una compilation anni 80, questa è tutta roba anni 80, 1983, 1983, 83, mi dà da pensare che è dell'83 sta compilation, perché ci sono tutti le date di pubblicazione di ogni singolo brano e sono tutti dell'83, quindi mi viene da pensare che quella è una compilation dell'83. Oh, Daryl Duncan, Heaven, mi fa ancora male il dente, che miseria. Sì, 80, 83, 84, quegli anni lì. Daryl Duncan, Heaven. E questo è un LP, perché vedete ci sono 4 brani al lato A, 4 brani al lato B, quindi l'inner sleeve in questo caso è bianca, anche perché diciamo qui ci sono tutte le parole delle canzoni, quindi era inutile poi riscriverle all'interno dell'inner sleeve. Allora, i Paladini, storia d'armi e d'amori. Che belle queste copertine, guardate che sono uno spettacolo queste copertine, cioè veramente belle belle belle. Ve la faccio rivedere questa perché guardate che particolare, cioè è proprio disegnata benissimo. E a me piacciono parecchio proprio anche solo le copertine, cioè infatti ci rimango male quando trovo dei dischi. Oh, vedi qua che ho trovato, ok. Allora, quando trovo dei dischi con le copertine neutre. Aci Costa, New York Times. 1984 questo album, E questo sì, dovrebbe essere un album, vediamo un po'. No, è un Maxi 45. Pensa un po'. È un Maxi 45. Ci sono 2 brani a questo lato. No, addirittura uno al lato A e uno al lato B, perché vedete qua quando non c'è scritto niente sul centrino, c'è un logo, una cosa, i brani stanno scritti dall'altro lato. Vedete? Quindi qui sono presenti 2 brani e quindi uno al lato A e uno al lato B. Allora, poi guardate che cosa ho trovato. Allora, vi ricordate durante l'altra live, questo non è che è spezzato il disco, Durante l'altra live, guardate l'inner sleeve, questo è famosissimo, Antonello Venditti, in questo mondo di ladri, qui la batteria l'ha suonata anche Carlo Verdone, cioè dovrebbe essere scritto, comunque dentro, no, non era qua, era dentro questo frutto amaro, non era qua, mi sono sbagliato, Carlo Verdone ha suonato in un altro LP di, di Venditti. Allora, aspettate che vado a cercare il disco di Venditti, perché l'ho messo qui da qualche parte, eccolo qui. Allora, l'avevo messo protetto qui, in questo mondo di ladri. In questo mondo di ladri, vedete? Questo è il vinile e quindi lo andiamo a rimettere nella sua inner sleeve. Andiamo a riporre dentro la sua inner sleeve e la inner sleeve poi la andiamo a rimettere dentro, diciamo, la sua copertina principale e abbiamo, diciamo, messo a posto il disco. In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi. Il compleanno di Cristina, 21 modi per dirti ti amo. Mitico amore, dove sei stato?
lasciamo stare, va, che non c'ho la voce io. Allora, Temptations, Bareback, questo sono anni 70 invece. Allora, Temptation, andiamo avanti che voglio finire almeno questa. Quant'è? Sì, ce la facciamo in un'ora. Allora, Cincinnati, qua ancora c'è un po' rovinata, ma c'è ancora la copertina di plastica trasparente, Cincinnati. Le compilation anni 80 poi le farò vedere. Ce n'ho. Allora, io di là c'ho un contenitore tipo Trona, tipo questo, pieno solo di compilation, però sono miste anni 80 e 90. Quindi ci sono sia un bel po' degli anni 80, ma parecchie anche anni 90. E anche negli anni 90 ne sono uscite tantissime di compilation, perché negli anni 90, quando Radio DJ era al massimo diciamo, della sua notorietà, l'ascoltavamo tutti, e non solo quella, uscivano compilation per DJ, cioè mixate dai DJ proprio a go-go. Bonnie Wright, Nick of Time. Come vedete anche qui, campione gratuito. Campione gratuito, poi non ve l'ho fatto vedere delle altre, ma spesso compare questa scritta, campione gratuito. Campione gratuito, andiamo a vedere di qua. Questo è anche un disco mix, vedete? 3 brani, lato A, Nick of Time, una sola versione, lato B, 2 versioni, anzi c'è un'altra, ci sono altri 2 brani. Però questo così si considera disco mix, ok? 3 brani solamente. Oh, eccoci qua. Volevate? Guardate un po' qui che c'ho. Allora, innanzitutto campione gratuito Virgin Records, Virgin Record, dimensione hit estate, la compilation di dimensione suono, radio dimensione suono, vedete? Radio dimensione suono, vedete? Network, perché andava in tutta Italia, radio dimensione suono network, ed ecco dimensione hit estate, Africa Bambata, Reckless, questo che è del 1990, no perché poi c'è sta Cash Paty, Etienne, qui stiamo nell'88 più o meno, Say It Again, Show It, questo secondo me mi sembra che è fine anni 80, ultimi anni 80, Africa Bambata, UB40, non so se si legge, OMD, Brian Ferry, e questa è la dimensione hit estate, però volevo vedere che anno era. VDI 116 numero d'articolo, numero di catalogo, non c'è scritto, e quando non c'è scritto fuori sicuramente ci sarà scritto qui dentro. 33 giri, lato A, 1988 mi sembra, 1988, dimensione hit estate. Allora, andiamo a vedere, andiamo avanti. Vediamo se lo riconoscete questo. Vediamo se chi è connesso, se chi è connesso riconosce questo album dalla copertina. Spesso le copertine servivano pure per ricordarsi gli album, pure semplicemente guardando la copertina senza neanche andare a leggere di chi era. E in questo caso la memoria la fa da padrone, la memoria visiva.
Dai, Fabio Concato, Fabio Concato. Fabio Concato, di cui stanno facendo le ristampe anche di tutti i suoi vinili e stanno uscendo anche su vinili colorati addirittura. Ovviamente all'epoca di quando stiamo parlando. Ah, qua c'è il disco, questa è la inner sleeve. Vedete, guardate che bella la inner sleeve. Però il disco è stato messo fuori dalla inner sleeve, quindi vedete, guardate che bello che è sto disco. Bello, sono quasi tutti neri, eh. All'epoca era difficile trovare un picture disc o addirittura un vinile colorato, si usava il vinile solo nero. Eh. Io ho invece, che ne sono molto geloso, i remix degli 883, i tre dischi che sono uno giallo, uno arancione e uno rosso, i tre dischi degli 883, tre vinili colorati, e c'erano tutti i remix di Molella, di Faggetta, dei Bliss Team, delle canzoni contenute in Hanno ucciso l'uomo ragno e su Nord Sud Ovest Est. Ok, ecco un altro disco mix, Angel I Know. Angel I Know. Angel I Know. Questo è un altro disco mix. Ah, pure qui il disco sta fuori. Strano, sui dischi mix era strano trovare l'inner sleeve, perché poi costavano molto di meno rispetto a un LP, e quindi il costo poi ne decretava anche la qualità, e quindi diciamo magari molti mancavano anche di inner sleeve. Ok? Enrico Musiani, Canto all'Italia mia. Questi mi voglio sentire, perché voglio sentire che cosa sono, non me li ricordo. Oh, Italian Carnival 3, Tucano. Questi andavano parecchio, queste compilation su Duck Records, Duck Gold, vi ho fatto già vedere questo simboletto. Questo personaggio lo vedevamo spesso nei negozi di dischi, perché queste erano delle collezioni che uscivano tutte quante con le copertine simili una all'altra, cambiava questa scritta qui e ovviamente questa qua. Però erano tutte molto simili, le copertine erano quasi tutte uguali, poi ovviamente variava il contenuto del disco, e niente, però si manteneva per fare una serie, diciamo una collezione, una copertina molto simili tutte una all'altra. Andiamo avanti, qua che cosa abbiamo? Oh, sempre Dark Record Italian Carnival 5. Vedete, questa invece è una copertina generica, perché non è una inner sleeve, qui la inner sleeve c'è anche. Allora, questa è una copertina DAC generica, vedete DAC Records sempre c'è la paperella disegnata, però è generica, e dentro c'è la Italian Carnival volume 5 Tucano. Il volume 5, questo è il volume 3, vedete? Volume 3 e volume 5. Volume 5 su una copertina generica, ok? Copertina generica, ma sempre della stessa casa che distributore, che distribuisce, distributrice, stessa casa distributrice. Allora, Jean Francis Michael, I miei sentimenti. Oh, è uguale da una parte e dall'altra questo? No, è diverso. Ci mancano le scritte sotto. Vedete, questo è il retro, che ci stanno tutte le scritte sotto. C'è scritto grande l'anno. C'è sta un indirizzo, Made in Italy. Perché non ci scrivono gli anni belli grandi? Non lo riesco a capire. Comunque 103, e questo è il numero di catalogo CNT 27039 103 Records. Questo sempre per poterli poi trovare all'interno dei cataloghi, e sono rifatti i cataloghi su quel sito mondiale che è Discogs, dove gli appassionati come me vanno ad archiviare le proprie collezioni, e quindi hanno inserito sia
i distributori, insomma un sacco di informazioni riguardo ad ogni singolo vinile. Allora, guardate, Disco Dance, questa si è un po' scollata la copertina, si è un po' scollata la copertina, ma come già ho detto nell'altra live, vedete, basta mettere un po' di colla per la carta qui, proprio una striscia di colla per la carta con due mollette, nel giro di mezz'ora questa ritorna nuova. Allora, questa è Disco Dance. Disco Dance, non c'è scritto nulla. Se ci trovate questo buco, tante volte anche questa poteva essere, diciamo, una copia gratuita, però diverso da quelle che venivano date gratuitamente già dal distributore, nel senso che questa poteva essere data gratuitamente direttamente dal negozio di dischi, cioè magari il negozio di dischi aveva un cliente appassionato, o cioè un cliente fedele, eccetera, e voleva dargli una copia in omaggio di un disco, o magari perché aveva fatto un grande acquisto e voleva dargli in omaggio una copia che però il negozio aveva pagato al distributore, insomma. E quindi spesso e volentieri venivano fatti questi buchi proprio per questo motivo, per distinguere, diciamo, le copie che erano state date gratuitamente da quelle che invece venivano pagate. Ok? Quindi qualche volta può succedere che c'è un disco con il buco qui, e a quel punto quel buco significa proprio che quel disco è stato dato gratis, pur essendo un disco pagato. Ok, questo è l'ultimo, sempre della UEA Maxi Single. Allora, qua c'è Shake It Off, Naraga Michael Walden, eccola qui, Shake It Off, Reach Out, sempre suo, vediamo se lo riesce a tenere a fuoco. Ma ci devo perdere un po' di tempo su sta telecamera, perché questa poi è istantanea a mettere a fuoco, cioè quindi, e quindi questo è UEA Maxi Single. Ok? Bene, oggi ci siamo tenuti all'interno dell'ora di live, che è quello che era il mio intento. Ok? Quindi abbiamo svuotato un'altra busta. Perfetto, perfetto. E l'abbiamo messa, come vedete, un bustone, mazza quanto pesano i vinili. Vedete, è pieno a metà il drona. Vedete, a voglia a mettere qui. E poi ci andremo a vedere il contenuto. Aspettate che io non li voglio rovinare questi. Ok, anzi aspettate che gli do un po' di piede. Vedete, mancano questi li vedremo, spero domani, spero vivamente domani daremo un'occhiata a tutti questi altri. Mi sono scordato di metterci questo, anche se lo tengo fuori, lo tengo a portata di mano, perché magari la copertina di quello sta qui dentro. Ok? Allora, in chiusura di live, quindi abbiamo sfogliato un altro bel po' di dischi, un'altra bella busta di dischi. In chiusura di live, nel ringraziare tutti quanti, volevo invitarvi a visitare i miei siti, che sono www.classe74.it, che è il mio sito principale dedicato ai vostri acquisti sulla piattaforma Amazon. Lì troverete più organizzati tutti i prodotti che sono in vendita su Amazon. Su Amazon fate una ricerca di un prodotto in particolare, mentre tramite me sono categorizzati. Grazie Michele, grazie di essere stato qui con me, grazie a Willy Sorrentino, grazie ad Andrea, grazie a Luke74 che si è connesso, grazie a tutti quelli che sono stati con me durante questa ora di questo 20 marzo 2024, di questo mercoledì. Andate a vedere anche Renij Store, un sito interamente dedicato alla musica, e il mondo del vinile.it, che è dedicato ai vinili che sono in vendita attualmente su Amazon.
E poi non volevo non citare www.legolando.it, un sito interamente dedicato ai Lego, e www.starwarsstore.it, che è un sito dedicato interamente alla galassia lontana lontana. Oggi mi sono visto un altro episodio che è uscito su Disney Plus di The Bad Batch, che sta andando avanti con questa nuova stagione, sempre dedicata al mondo di Guerre Stellari. Bad Batch è diciamo, una squadra di cloni, diciamo tra virgolette difettosi, che ha determinate avventure che si svolgono tra il terzo film, La vendetta dei Sith, e il quarto, Una nuova speranza. Ok? Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live. Grazie mille di essere stati qui con me, grazie mille. E niente, ci vediamo la prossima. Il tempo di organizzare la sigla finale e ci vediamo prossimamente. Grazie mille a tutti, un saluto, ciao, buona giornata, buon pomeriggio. Sono le ore 11:51 di questo 20 marzo 2024. Ciao!